martelletta in mano e questo pezzo d'arte praticamente, e quanto serve per poter creare questo che in realtà è un capolavoro. In realtà sono dei pezzi unici, anche se fanno parte di quello che è il processo industriale, e qui si impara a farlo. Questo qui cos'è? È un'arte o un mestiere? Questo è tutti e due. Una volta era un mestiere che adesso è diventato un'arte. Andrea Agnoletto è un battilamiera noto in tutto il mondo dell'auto d'epoca, perché è un maestro assoluto tra chi sa raddrizzare e dare forma a lamiere d'acciaio e d'alluminio anche per veicoli degli anni 30. La CNA di Padova ha creato un corso che nel weekend cerca di trasferire queste tecniche a chi non vuole lasciar morire la tradizione e sviluppare un lavoro di passione di alta specializzazione. Il battilamiera ormai è diventato un lavoro di altissimo artigianato, di nicchie molto alte. Diciamo, gli italiani sono richiesti un po' in tutto il mondo, perché noi qua nel Triveneto abbiamo proprio da sempre ci sono i migliori che esistano, possiamo dire, in Italia e anche al mondo. Il maestro ha una parola per tutti e svela, tra martelletti e antichi attrezzi di ogni genere, i segreti del mestiere, che sottolinea il non volersi portare nella tomba come fanno altri. Non sarebbe molto utile per tramandare questo lavoro. Vedete questo? Questo serve esclusivamente per fare questo, vedete? Mi va alla pari là e un lavoro che tra l'altro è ricercato sia in Veneto che all'estero, come ricorda chi ha voluto questo corso con la CNA. Scoprire queste attività e renderle disponibili a tutte le persone che hanno voglia di fare. Soprattutto l'abbiamo creata per i giovani, perché abbiamo scoperto che facendoli vedere certe cose riusciamo a muoverli, riusciamo a scoprire delle entità nuove. Ci sono ragazzi a imparare e professionisti maturi, ci sono anche ingegneri che si sono appassionati al mestiere di battilamiera e ora mettono le mani su Ferrari d'epoca con sapienza. A me mancava questa parte del dominio della raddrizzatura del metallo e non